Buongiorno, in questo video ti faccio vedere la mia ultima creazione per quanto riguarda i bambini. Questo è un libro tattile che io realizzo su commissione e prima di incartarlo e spedirlo ve lo volevo mostrare. Questi libri tattili io li realizzo interamente a mano, alcune volte le applicazioni sono cucite, altre sono incollate e vanno a seguire sia le indicazioni che mi dà il genitore, ad esempio se il bambino preferisce un soggetto piuttosto che un altro, un colore, sia la fascia d'età del bambino, perché alcuni sono proprio per bambini molto piccoli, altri vanno dai 4 anni in su, come questo ad esempio, perché all'interno ci sono proprio delle, te lo faccio vedere un po' così velocemente, delle attività da svolgere che il bambino svolge replicando quelle che lui giornalmente fa su se stesso. Ad esempio qui c'è il bimbo, esce dal letto, cosa fa? Si veste, si crea un bell'outfit, così, come si vede male perché mi sta per cadere, oppure girando pagina impara a contare anche attraverso ad esempio questa pagina dove ci sono dei pesciolini e una canna da pesca. Questa pagina in particolar modo aiuta lo sviluppo della motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. Quindi anche questa è un'attività per i bambini un po' più grandi. Qui invece c'è l'ippopotamo che deve lavarsi i denti con lo spazzolino e dentifricio. Insomma, questi vanno creati comunque in base alle esigenze e ai gusti del bambino. Se sei interessato ti lascio nell'info box la pagina Instagram delle mie creazioni, oppure puoi scrivermi tranquillamente anche qui un commento e poi ci sentiamo magari su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, insomma, poi vediamo. Va bene, ti faccio adesso vedere velocemente tutte le pagine e al solito se questo video ti è piaciuto mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere aggiornato. Alla prossima, ciao!